A seguito dell'appello lanciato dalla nostra emittente in favore dell'artista Rino Poni, questa mattina al Villaggio Mosè si è recato Alfredo Prado, il quale ha acquistato un dipinto dell'artista. Il professore ha regalato allo stesso del materiale, tra cui alcune tele. Ieri, a seguito sempre dell'intervento di TVA, si è recato a far visita a Rino Poni l'assessore comunale alla solidarietà sociale Gerlando Riolo. Il cuore di Agrigento, grazie all'iniziativa di Giovanni Parisi che è qui con noi, si sta cominciando a muovere e questa mattina il professore Prado ha portato del materiale per l'artista. Io sono lusingato e devo dire francamente che quello che sta accadendo in questo momento è questo modo di coprire la serenità e di coprire la voglia di vivere di chi non ha la possibilità in questo momento, trovandosi circondato da non solo da amici, ma veramente da fratelli e sicuramente di persone che l'arte la tirano fuori da tutti i pori. Ringrazio il professore Prato, Mario Versa che è qui con noi, Gerlando Butera che è un altro grande della musica nostra e dell'affetto e della presenza continua nei confronti di Rino Poni. Ieri è venuto qui l'assessore È venuto Gerlando Rio, è stato gentilissimo, ha visto le mie condizioni, ho notato che c'è una persona vera dentro e mi è sembrato così, ma non ho dubbi che non sia così. Ecco, ovviamente non è finita qui, cioè certo. c'è bisogno che la città, appunto la politica e anche i cittadini si sveglino per dare una mano a un artista la cui dignità va salvaguardata integralmente, ma è giusto anche togliervi dalle condizioni in cui purtroppo vi trovate. È vero, ma può succedere, siamo uomini, la vita è questa. Oggi può andare così, domani può andare in un altro modo, però dobbiamo essere preparati a qualsiasi tipo di evenienza e cercare sempre di resistere perché l'uomo si vede nella resistenza e nella costanza. Il gesto del professore Prado va interpretato in questa maniera, va interpretato nell'aiutare l'amico Poni, non così una offerta generica come si usa fare in questi casi, ma valorizzando e acquistando le opere d'arte che lui riesce a esprimere. Tant'è vero che il professor Prado, anche acquistando il quadro, gli ha dato la possibilità di poter iniziare a dipingere con altre tele, altri colori. Quindi io invito la gente a venire a trovare il nostro amico Rino Poni. Si trova a Villaggio Mosè, dietro lo Zingaro, lo storico Zingaro, il ristorante Zingaro. Venite a vedere le opere, se vi piacciono ve le comprate. Mario, tu sei qui questa mattina in segno di solidarietà con Poni e questa è l'Agrigento nascosta, quella che soffre in silenzio, ma che è giusto che venga fuori perché non è umano vedere queste condizioni. Infatti questo momento rappresenta proprio come l'umano sa uscire fuori nei momenti del bisogno. Io personalmente conosco Rino da 50 anni, o forse di più, e quando ho sentito che stava vivendo momenti di disagio, sono stato pure invitato da Giovanni Parisi. Non ci ho pensato due volte, ho cercato di contattare l'amico professore Prato che tempestivamente si è prodigato a comprare delle tele, a comprare tutto quanto necessario che consentisse all'amico Poni per poter continuare la sua opera di artista. La parrocchia, la Caritas diocesana parrocchiale è intervenuta? Io so che la mia compagna Laura Coffaro, attualmente sofferente con una bambina di 14 anni, è incredulo per me riuscire a comprendere come hanno fatto e come continuiamo a fare, compreso io, 3 mesi senza luce e senza acqua, che io penso che è la cosa più fondamentale che il cittadino, che tutti noi abbiamo di bisogno.